giovanissima vita spezzata sulle strade della Marca, ancora una vittima in sella alla moto. A Trevignano perde la vita un 17enne solo 2 giorni fa, a Casale la morte del 21enne Samuele Lazzari. Filippo Turetta condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, confermata la premeditazione, escluse le aggravanti di crudeltà e atti persecutori. Papagino, giustizia è fatta ma nessuno mi ridarà Giulia, una sconfitta per tutti. Femminicidio di Vanessa Ballan, Bujar Pandai, rinviato al giudizio per omicidio premeditato, rischia l'ergastolo il padre di lei, voleva guardarlo in faccia ma gli agenti lo hanno allontanato. All'udienza preliminare presente il fratello della 26enne di Riese, Nicola Ballan, mi ha insegnato il sorriso sulla sua tomba, una farfalla. Aggredisce e picchia il compagno di scuola, incitato dagli amici che nel frattempo riprendono con il cellulare la scena per postarla sui social. 15enne residente nella Marca ammonito dal questore. Dormiva al freddo nel garage del palazzo da dove era stato sfrattato. Marco Magrin, 53 anni, stroncato da un infarto. Ad allertare i soccorsi gli amici del bar era un invisibile, il comune chiedete aiuto. Sgominata dai carabinieri banda di spacciatori trasfertisti, 11 nigeriani arrestati per traffico di droga arrivavano in treno a Mestre da Padova e Treviso per smerciare eroina e cocaina. Si è spenta al Cafoncello Petra De Zanet, ex consigliera comunale. Unanime il cordoglio della città, ci lascia una combattente sempre a fianco delle donne per i diritti come nella malattia. Domani la celebrazione di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Al comando provinciale allestito il presepe dedicato alla Terra Santa, benedetto dal vescovo Monsignor Michele Tomasi. Buonasera, bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con le notizie, subito il sondaggio di Ring, questa sera in onda a partire dalle 9, l'esito durante la puntata. Vedete ora in sovraimpressione il quesito, ancora la politica in primo piano, l'ipotesi di prorogare il mandato di Zaia fino a marzo 2026. Siamo sempre sulla discussione e il dibattito riguardante poi anche il terzo mandato. Se siete favorevoli digitate il numero che vedete in sovraimpressione in verde, no, anzi invece quello in rosso. L'esito del quesito ovviamente durante il corso della puntata di Ring a partire dalle 21, sempre su questa rete. Noi iniziamo invece adesso con le notizie, lo avete sentito dai nostri titoli, la cronaca in primo piano con l'ennesima giovanissima vittima sulle strade, è morto a soli 17 anni mentre era a bordo della sua moto, Andrea Bedon. Lo schianto tra la moto ed un'auto a Falsè di Trevignano poco prima delle 13:30 ed un'altra giovane vita che finisce sull'asfalto. È morto così Andrea Bedon, 17 anni, meccanico, stava andando al lavoro in sella alla sua moto da enduro quando all'altezza dell'incrocio tra via Contrada e via Papa Luciani, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda condotta da una 79enne del posto che tornava a casa con il nipote. L'impatto non ha lasciato scampo ad Andrea Bedon. I sanitari giunti poco dopo sul luogo dell'incidente non hanno potuto che constatare il decesso del ragazzo. La famiglia Bedon è molto nota a Trevignano. La mamma di Andrea, Sonia Pandolfo, per anni è stata presidente del Palio di Trevignano. La nonna, scomparsa ad ottobre, era titolare del panificio del centro. L'intera comunità è sconvolta per la tragedia. Sono sconvolto, un'altra giovane vita che perde il bene più prezioso sulla strada. Non mi hanno ancora informato bene sulle dinamiche di quello che è successo, ma la cosa è che un ragazzino di 17 anni non c'è più. Sul luogo della tragedia, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Montebelluna che conducono le indagini per accertare l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità dell'incidente. Un dramma che allunga il triste elenco dei giovani morti in moto sulle strade della Marca. Solo 3 giorni fa la tragica fine del 21enne Samuele Lazzari a Casale sul Sile, poco più di un mese fa a Castelfranco la morte a 15 anni di Kevin Gentilin in sella alla sua Vespa. Esprimere le più sentite condoglianze e la vicinanza, anche se nessuna parola può lenire il dolore per una simile perdita. E oggi è stato il giorno della sentenza per Filippo Turetta, seguito con una nostra edizione straordinaria condotta da Lina Paronetto, e dopo quasi 7 ore di Camera di Consiglio Filippo Turetta è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, confermata la premeditazione, escluse le aggravanti della crudeltà e degli atti persecutori. Il servizio di Ilaria Marchiori. Corte d'Assise di Venezia. Visti gli articoli 533 e 535 CPP, dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti
esclude le aggravanti dell'aver agito con crudeltà e dell'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui l'articolo 612 bis del Codice Penale, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. È questo il verdetto pronunciato dal presidente della Corte d'Assise di Venezia, Stefano Manduzio, dopo una riunione in Camera di Consiglio durata oltre 6 ore nei confronti del 22enne di Torreglia per il femminicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Ergastolo dunque per Filippo Turetta, con l'esclusione delle aggravanti di crudeltà e atti persecutori, riconosciuta la premeditazione. Per il difensore di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, è importante il fatto che non siano state riconosciute le attenuanti generiche come chiesto dalla difesa dell'imputato durante la sua arringa. La sentenza che francamente tutti ci aspettavamo, ne leggeremo ovviamente le motivazioni, dal punto di vista tecnico avete sentito sono state escluse 2 importanti aggravanti, ma ripeto vedremo le motivazioni, su questo poi ragioneremo. Secondo me questo primo grado è un primo grado che diciamo, segna un punto veramente importante all'accertamento della verità. Accertamento della verità, ripeto, che comunque passerà dai gradi di impugnazione, e questa sentenza dovrà essere, lo sarà, ne sono convinto, talmente ben motivata da passare indenne anche ai successivi gradi. Dal punto di vista risarcitorio la richiesta che avevamo avanzato è stata soddisfatta, però come diceva quel gigante del signore che mi ha preceduto, un gigante nel senso di gigante veramente, che mi ha preceduto, Gino Cecchettin, nessuno vince oggi, alla fine di un processo dell'accertamento di una responsabilità penale che poi vedrà i gradi di impugnazione, quindi dovremo combattere anche là, ma certamente anche questa volta siamo arrivati come società dopo. Allora la sfida che lancia Gino è quello di riuscire a capire se prima o poi riusciremo ad arrivare prima e quindi salvare qualche persona in più. Presenti in aula Gino Cecchettin, gli zii Andrea e Alessio, la nonna Carla, Filippo Turetta, felpa scura e Gins ha assistito alla lettura della sentenza con lo stesso sguardo fisso e a tratti perso che si è visto nel corso delle varie udienze. Poco prima dell'inizio, in mattinata, l'avvocato di Turetta si è recato dal papà di Giulia per una stretta di mano, così come con la nonna e lo zio, dopo le polemiche seguite all'arringa difensiva di Caruso che secondo Cecchettin aveva umiliato la memoria di Giulia. Ora la difesa valuterà i prossimi passi. Una sentenza è tanto più autorevole quanto più segua ad una difesa adeguata. Oggi siamo soddisfatti per aver svolto la nostra missione professionale, la nostra funzione. Leggeremo le motivazioni e se ci saranno margini per presentare l'appello lo presenteremo, ne parleremo anche con il nostro assistito. Siamo soddisfatti che in un anno si sia riuscito a celebrare un processo particolarmente faticoso, difficile e carico di un corteggio molto consistente di sofferenze. L'ultima udienza prevedeva inizialmente eventuali repliche del pubblico ministero, delle parti civili e eventuali controrepliche che però non ci sono state. Giustizia è fatta, ma abbiamo perso tutti come società. Andrò avanti nella mia battaglia contro la violenza di genere. Le parole di Gino Cecchettin subito dopo la condanna all'ergastolo per Filippo Turetta. E sentiamo, oltre alle parole di Gino Cecchettin, anche le parole della famiglia, le voci e le testimonianze raccolte dal nostro Christian Arboit. La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società, che nessuno mi darà dietro Giulia e quindi non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri, rispetto a domani, ed è una sensazione veramente strana perché pensavo di rimanere impassibile, ma nel momento in cui si arriva a una sentenza così è chiaro che è stata fatta giustizia, la rispetto, però penso che dovremmo fare di più come esseri umani. Giustizia è stata fatta, dice Gino Cecchettin, poco dopo la sentenza che condanna Filippo Turetta all'ergastolo, ma certo questo non basta e non può bastare. La storia di Giulia va oltre l'aula di un tribunale. Io penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, va combattuta con la prevenzione, insegnando concetti che sono forse un po' troppo lontani. E quindi come essere umano mi sento sconfitto, come papà
non è cambiato nulla rispetto a ieri, rispetto a un anno fa. Un anno trascorso nel dolore e nella battaglia tra sentimenti privati e messaggi pubblici, con la nascita di una fondazione dedicata proprio a Giulia. Non mi aspetto scuse, il mio percorso è un altro. Io ho perso tutto, quindi andrò avanti con il mio percorso. Oggi era una tappa dovuta per rispettare quelle leggi che ci siamo dati come società civile. E questa tappa è stata raggiunta e adesso si va avanti, si cerca di guardare il futuro cercando di non trovarsi ancora qua con un altro papà e con altri giornalisti, con un'altra giuria. In mattinata prima del verdetto era stato lo stesso zio di Giulia, Andrea Camerotto, a dire che in un processo del genere non ci possono essere né vincitori né vinti. Non vincerà nessuno perché noi abbiamo perso Giulia, la famiglia di Filippo ha perso Filippo. Filippo resterà quello che è, insomma, a prescindere dalla condanna, dalla durata della condanna, lui rimarrà sempre l'assassino di Giulia. Ecco, questo lo sento dentro di me. Premetto che io non sono per il perdono, io non sono per il perdono, io non perdonerò mai chi ha ucciso mia nipote e mi sono reso conto che non perdonerò mai chi fa del male alle donne. C'è poi nonna Carla che prima di partire in auto con Gino dà la dimensione di un vuoto ancora incolmabile. Il nostro dispiacere ce l'abbiamo, ce lo portiamo con noi, la giustizia ha fatto il suo corso e va bene così. Noi abbiamo il dolore e ce lo portiamo alla tomba. Femminicidio di Vanessa Ballan. Questa mattina, udienza preliminare, Bujar Fandai è stato rinviato a giudizio per omicidio volontario premeditato e rischia l'ergastolo. Le parole del fratello di Vanessa: mi ha insegnato il sorriso. Sono momenti questi di grande emozione, di dolore ma anche di rabbia. In aula sono entrati i familiari di Vanessa Ballan ed il compagno Nicola Scapinello. La mamma della vittima, terminata l'udienza, è scoppiata in un pianto disperato, troppo forte il dolore. Il ricordo di Vanessa lo vuole tracciare Nicola, il fratello, una mancanza la sua, ci dice, incolmabile. Quello che mi preme sottolineare è la grande comunque mancanza che lei ha generato in noi. Ci ha stravolto la vita in tutti i sensi, però voglio ricordare una ragazza giovane, solare, una ragazza che quando entrava a casa sorrideva sempre, sorrideva, ci salutava, andava dalla mamma e dava due abbracci, un bacio e insieme poi salutavano Mattia, il piccolo Mattia. Il piccolo di Vanessa, rimasto orfano di madre per mano di Bujar Fandai. Nicola vuole ricordare Vanessa, che gli ha insegnato il sorriso, una ragazza semplice, amante della vita. Ancora oggi penso di poterla salutare, penso di poterle anche semplicemente dirle addio, ma so che è sempre con me. Noi abbiamo, diciamo così, trovato questa forma di ricordo che sono le farfalle. Ogni farfalla, che in realtà, avendo l'occhio come vogliamo averlo noi, ci accompagna. Nella sua tomba c'è sempre stata una farfalla in realtà e questo è stato un bel segno. Oppure l'altro giorno, non lo so, qualsiasi cosa che possa essere semplice ma che mi faccia capire che non siamo soli. Ogni tanto Nicola fa una pausa, una lacrima si ferma in gola, ma poi pensa a Vanessa e torna a parlare. Lei è sempre con noi. Il papà e la mamma sono a pochi passi. Il dolore è lacerante. Sulla tomba della giovane mamma una farfalla, segno di rinascita. Una farfalla che lei amava tanto. E in aula era presente anche Bujar Fandai. Bujar Fandai, l'imbianchino kosovaro che il 19 dicembre 2023 uccise a coltellate la giovane mamma incinta del secondo figlio Vanessa Ballan, 26 anni, con la quale aveva avuto un rapporto sentimentale, è stato rinviato a giudizio per omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. L'uomo, 40 anni, rischia l'ergastolo. Diciamo che questo provvedimento, questo decreto che dispone il giudizio è sicuramente figlio di logos, nel senso che non si poteva giungere ad una soluzione diversa. Quindi
Il 12 febbraio ci vedremo in Corte d'Assise. In aula non ha mai alzato la testa. Chiedo scusa a tutti, non avrei mai voluto farle del male. Il padre della vittima ha anche tentato di avvicinarsi a Fandai per guardare negli occhi l'assassino della figlia. Voleva vedere il suo sguardo, ma una guardia carceraria l'ha bloccato, una famiglia provata dal dolore. La famiglia comunque anche oggi ha dimostrato una dignità nel dolore a cui noi tutti dobbiamo inchinarci. All'imputato vengono contestati anche la violazione di domicilio della casa Spineda di Esepio X, il porto d'armi da taglio, 2 coltelli da cucina e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, in altre parole, revenge porn. Il nostro assistito è pronto ad affrontare il processo e ad assumersi la responsabilità di quanto accaduto, spiegano gli avvocati di Bujar Fandai, Chiara Mazzoccato e Daria Bissoli. Non solo, ma intende favorire la celere definizione di questo processo al fine di minimizzare l'impatto emotivo sulle persone offese. Perciò ha consentito, in accordo con le altre parti processuali, all'acquisizione di tutti gli atti di indagine. A processo si eviterà in tal modo un dibattimento lungo e complesso. Delitto di Margherita Ceschin, oggi l'udienza in tribunale a Treviso per José Mateo Garcia e Candy Maria Rodriguez, gli ultimi componenti della banda arrestati per l'assassinio della 72enne di Conegliano. In aula José Mateo Garcia, considerato uno dei killer materiali dell'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta nella sua abitazione a Conegliano il 24 giugno 2023, e Candy Maria Rodriguez, accusata di essere un'intermediaria della banda criminale. L'obiettivo era di unificare i 2 fascicoli, il primo quello relativo agli arresti di Enzo Lorenzona, ex marito della vittima ed accusato di essere il mandante del delitto, ed altri 3 complici, e il secondo fascicolo relativo agli ultimi 2 finiti in manette, Rodriguez e Garcia. L'avvocato di quest'ultimo, detenuto nel carcere di Belluno, ha sollevato un'eccezione. Abbiamo eccepito davanti al giudice la tardività della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. È stato notificato al mio cliente il 7 ottobre e da norma vengono rilasciati 20 giorni di tempo a tutela del diritto di difesa, che scadevano il 27, che era un giorno festivo, e quindi si andava al 28 di ottobre. Solo che il 28 il pubblico ministero aveva già avanzato la richiesta di rinvio a giudizio e pertanto abbiamo sollevato come questione preliminare, anzitutto assorbente rispetto a tutto il resto, il problema del mancato rispetto di questi termini. Insomma, per Garcia incombe il rischio di scarcerazione per decorrenza dei termini, ma questo si saprà nei prossimi giorni. Intanto è stato rinviato al 27 dicembre la discussione per la Rodriguez. Poi inizierà il processo in corte d'assise. La sentenza potrebbe arrivare tra un anno. Manca all'appello l'ultimo componente della banda, Joel Lorenzo, che avrebbe fatto da palo durante l'omicidio, ora in stato di fermo a Santo Domingo in attesa di estradizione. Avevano falsificato i documenti per ottenere il reddito di cittadinanza. 19 persone sono state rinviate oggi a giudizio. In pratica avrebbero contraffatto le domande per ottenere il beneficio. Le indagini erano scattate nel 2022 con un blitz della polizia in alcune case dei quartieri di San Lazzaro e San Zeno. Interessate dall'operazione diverse famiglie di nomadi. 5 nuclei sono accusati di essersi allacciati alla rete Enel abusivamente. E ancora un episodio di bullismo a scuola e alla fermata dell'autobus tra ragazzini. Un 15enne è stato ammonito dal questore di Treviso, è il secondo provvedimento di questo tipo nel giro di un mese. Aggredisce e picchia il compagno di scuola incitato dagli amici, che nel frattempo riprendono con il cellulare la scena per postarla sui social. 15enne, residente in un comune della Marca, ammonito dal questore di Treviso Alessandra Simone per atti di bullismo nei confronti di un coetaneo. Le vessazioni al ragazzino preso di mira sono iniziate alla fine di settembre, quando il bullo prima ha minacciato il compagno mentre erano ancora a scuola, poi alla fine delle lezioni lo ha seguito alla fermata del bus, scagliandolo a terra e prendendolo a pugni, il tutto a beneficio degli amici che, filmando, incitavano al pestaggio. Il video è stato poi postato sui social, ma le angherie purtroppo non erano finite. Una ventina di giorni dopo il bullo ha diffuso a scuola la voce di voler nuovamente picchiare il 15enne. Quest'ultimo, spaventato, ha finalmente trovato il coraggio di raccontare l'accaduto alla mamma, accompagnato dalla quale si è recato in questura per denunciare. Di qui il provvedimento di ammonimento. Da novembre dello scorso anno abbiamo
la possibilità di incidere anche sotto il profilo della prevenzione, e nei confronti dei minori la prevenzione è la nostra arma indispensabile, perché prevenzione significa rieducazione anche, e quindi la possibilità di invitare nei nostri uffici il giovane, accompagnato ovviamente dai genitori, e ammonirlo a non tenere queste condotte nei confronti di coetanei. È il secondo ammonimento per bullismo a Treviso, che segue a quello dello scorso novembre nei confronti di un 17enne responsabile di minacce ad un 15enne che frequentava la stessa scuola. A conferma dell'attenzione della Polizia di Stato al fenomeno, l'appello del questore alle famiglie. Io esorto tutte le famiglie, laddove ci siano problemi di ragazzini che subiscono atti di bullismo, ad entrare nei nostri uffici e fare questo esposto, diciamo, questa descrizione dei fatti, che ci consente poi di arrivare ad emettere il provvedimento di ammonimento, che è a distanza di parte. Quindi il genitore attento, quando si accorge che il proprio figlio è vittima di atti di bullismo da parte di compagni di scuola e di coetanei, ecco, venga a parlarcene. Rimaniamo a Treviso. È stato trovato senza vita nel garage del condominio da dove era stato sfrattato Marco Magrin, 53 anni, è stato stroncato da un infarto. Ad allertare i soccorsi gli amici del bar, che non lo vedevano da 2 giorni. Era un invisibile, hanno detto. La reazione del comune: se siete in difficoltà, chiedete aiuto. Venerdì sera, che era qua in compagnia, tranquillissimo, vado via, perché noi eravamo ancora convinti che andasse nell'appartamento dove lui alloggiava. Invece non era così, l'hanno trovato nel garage. Abbiamo allertato il sabato. Lo hanno trovato i vigili del fuoco e i carabinieri. Marco Magrin, 53 anni, steso a terra su un lato, senza vita, nel garage dove si era rifugiato e dove viveva ormai da mesi dopo essere stato sfrattato dal suo appartamento. Troppe le spese da sostenere e a cui non riusciva a far fronte. Ad allertare le forze dell'ordine gli amici del bar Bottolo di via Castagnole a Treviso. Il sospetto che fosse successo qualcosa, non vedendolo all'appuntamento fisso ogni sera al bar. A raggiungere gli amici il collega con il quale andava a lavoro, che li ha avvisati che venerdì non si era presentato. Il collega con cui andavo a lavorare assieme, questo qua. Dopo averci allertato, non solo io, un po' di amici, ha dovuto chiamare i carabinieri, i vigili del fuoco, che non era di sopra, era sul garage. Alzava alle 4 di mattina, lui è 4-5. Lui purtroppo non aveva possibilità né economiche né di spostarsi. Veniva qua, mangiava qualcosa, trovava gli amici. Marco Magrin aveva trovato lavoro da settembre in un'azienda ittica di Canizzano. Originario di Campo San Piero, dove vive la famiglia, stava tentando di ricostruirsi una vita dopo l'uscita, qualche anno fa, da una comunità di recupero dove aveva trovato una compagna con cui condivideva l'appartamento al 5° piano di via Castagnole. Era molto riservato e di conseguenza non è che noi stavamo là. Riservato e schivo, ma simpatico e di compagnia, è il racconto che ne fanno gli amici. I funerali saranno celebrati mercoledì 4 dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Fratte di Santa Giustina in Colle. Penso che sia una cosa un po' che là c'è, quantomeno, non so, non dico sconvolto, ma ci sono tante persone purtroppo che sono in queste condizioni, purtroppo. Sono le classiche persone invisibili. Una comunità sotto shock dopo questa notizia. L'amministrazione invita ai cittadini a non aver paura di chiedere aiuto. È intervenuto sul caso anche il vescovo Michele Tommasi, che ha detto c'è bisogno di ricreare la comunità. Fa riflettere perché ha tenuto all'oscuro di tutti, dei familiari, degli amici, anche delle persone più intime, la sua situazione di difficoltà, e lo ha fatto presumibilmente per una questione di dignità. Da sindaco di questa comunità lancio un appello che nei momenti di difficoltà c'è una comunità e ci sono delle istituzioni pronte a tendere la mano a tutti coloro che hanno delle difficoltà, quindi dobbiamo farci coraggio e aprirci, dialogare e chiedere aiuto.
Non una morte vana, ma un grido d'allarme. Così il sindaco di Treviso dopo la morte di Marco Magrin, 53 anni, stroncato da un infarto, forse mentre dormiva al freddo nel garage del condominio da cui era stato sfrattato. Una condizione di cui amici e parenti non erano a conoscenza, così come non lo erano gli assistenti sociali. Di qui l'appello dell'amministrazione a chiedere aiuto. La persona non era nota al servizio sociale, non era residente, non era mai stata segnalata. Io ricordo che anche per i non residenti, per le persone in stato di bisogno, tutti i comuni hanno l'obbligo comunque di attivarsi. Deve esserci però una segnalazione che può essere attraverso la rete formale, quindi la polizia locale che può verificare lo stato di bisogno della persona, i servizi sociali, oppure la rete informale. Dalla Caritas alle parrocchie, dagli amici alla famiglia. È proprio con una riflessione sul senso di comunità che il vescovo di Treviso, Tommasi, commenta la tragedia. Cerchiamo di non essere indifferenti, eppure sembra sempre che lo sforzo sia minore a quello che potremmo fare. Andare a cercarci e a non dare per scontato che se qualcuno non c'è più nel nostro vicinato, semplicemente non c'è più. Ecco, forse uno sguardo maggiore di amicizia nei confronti delle altre persone ci potrebbe fare bene, ma proprio come società. Rimaniamo sulla cronaca. Un'operazione antidroga ha portato all'arresto di 11 cittadini nigeriani per traffico di droga a Mestre, Padova, Campobasso e Conegliano. Gli spacciatori arrivavano in treno la mattina presto, già dalle 6 di mattina alle 5 di mattina, per prendere possesso della piazza di spaccio. Spacciatori trasfertisti. Il gruppo di nigeriani che aveva ottenuto il monopolio dello spaccio in via Piave arrivava in treno a Mestre dalle province di Padova e Treviso per smerciare eroina e cocaina. Le dosi di stupefacenti il più delle volte erano nascoste in bocca. I carabinieri della compagnia di Mestre hanno eseguito 11 arresti di cittadini nigeriani per traffico di droga a Mestre, Padova, Campobasso e Conegliano Veneto. L'operazione ha coinvolto anche le unità cinofile del nucleo carabinieri di Torreglia e le squadre di intervento operativo del 4° battaglione mobile Veneto. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP presso il Tribunale di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica Lagunare. Le indagini, che hanno riguardato lo spaccio di droga da giugno a ottobre dello scorso anno, hanno portato all'arresto di 4 persone con custodia cautelare in carcere e al divieto di dimora per altre 2. Altri 5 indagati sono attualmente ricercati. L'accusa è di concorso in traffico di sostanze stupefacenti. Il più delle volte i contatti avvenivano telefonicamente, quindi l'assuntore contattava telefonicamente il pusher e si dava un appuntamento per la consegna della dose. La cocaina e l'eroina venivano vendute ad un costo variabile tra 15 e 20 euro a dose. Durante le indagini sono state arrestate 8 persone in flagranza di reato e sequestrati 200 grammi di droga per un valore di circa 8.000 euro. Inoltre 18 soggetti sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Clientela quasi fidelizzata, infatti è stato possibile dimostrare che in alcuni casi alcuni assuntori per più di 3 anni venivano ad acquistare la sostanza qui in zona e in una circostanza addirittura un assuntore è venuto qui ad acquistare più di 100 dosi. Si è spenta al Cafoncello Petra De Zanet, ex consigliera comunale, volto noto a Treviso, unanime il cordoglio della città. Ha combattuto fino all'ultimo, facendo della lotta al tumore ovarico che l'aveva colpita una missione per aiutare le altre donne. Si è spenta all'ospedale Cafoncello Petra De Zanet, 54 anni, ex consigliera comunale di Treviso. Fatale, una ricaduta del male contro il quale combatteva dal 2021. Una donna molto nota a Treviso per l'impegno politico, consigliera per la lista Gentilini che poi abbandonò in polemica con la Lega, ma anche per il lavoro come barista nel caffè della provincia al Sant'Artemio. Donna impegnata, mamma di 2 figli, passionaria e combattiva, in prima linea nella difesa delle donne contro la violenza di genere e poi, dopo l'incontro con la malattia, contro il tumore, con un impegno che ha concretizzato fondando l'associazione Acto Triveneto, alleanza contro il tumore ovarico, per aiutare le donne malate e sensibilizzare sui tumori ginecologici e sulla prevenzione. Così la ricorda la consigliera Antonella Tocchetto, che era stata anche sua avvocata.
È sempre stata una donna grande combattente, una vita non facile, questo lo devo dire. Ha avuto sempre degli ostacoli nella sua vita, però è riuscita a tirarsi su dei figli. Era una molto combattiva sia nel lavoro che nella politica. Devo dire la verità che è entrata timida, ma era proprio poi una leonessa, fino alla malattia, della quale, e questo va riconosciuto, ne ha fatto anche una bandiera, perché lei era vicino all'ULSS e si adoperava proprio per lavorare per tutte le persone che avevano problemi soprattutto legati all'oncologia come lei. Quindi una grandissima donna, molto combattente, e dispiace appunto che sia morta così giovane, perché aveva solo 54 anni. E sono tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando ai familiari dal mondo politico all'associazionismo. Battagliera e appassionata, Petra De Zanet lascia il ricordo di un grande amore per la terra trevigiana e di un impegno civile che non si è esaurito sui banchi del Consiglio Comunale, ma l'ha contraddistinta anche nelle associazioni per il sostegno ai malati, scrive il presidente della regione Zaia. Si stringe alla famiglia il sindaco Conte. È stata una persona straordinaria, una donna che ha fatto anche della sua malattia un motivo di sensibilizzazione nei confronti di tutte le donne, una combattente, e quindi abbiamo davvero appreso con grande dolore la notizia della sua scomparsa. Quindi questo è il momento di stringersi nel dolore, nella preghiera, e credo che anche sia doveroso un ringraziamento per tutto quello che ha fatto nei vari ruoli che ha ricoperto, ma soprattutto nel suo ruolo di donna con grande dignità, che ha saputo rappresentare tutto il mondo femminile su tante battaglie. Noi ci fermiamo, pubblicità, a tra poco. Eccoci tornati in diretta con il telegiornale di Treviso. Continuiamo con le notizie. Domani Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, e per l'occasione è stato presentato al comando di Treviso il bilancio del 2024, che ha contato circa 1 migliaio di interventi in più rispetto al 2023, tutti legati in maggioranza all'emergenza maltempo di quest'anno. Calano gli interventi per incendi e incidenti stradali, crescono esponenzialmente quelli legati alle numerose emergenze maltempo nella provincia di Treviso nel 2024. Nel mese di maggio 280 gli interventi in 4 giorni, nella sola giornata del 22 più di 100. Situazioni ripetute anche per le alluvioni di giugno e settembre che pesano nel bilancio di fine anno. Sono 7.399 infatti gli interventi complessivi, 1 migliaio in più rispetto al 2023. È stato un anno molto impegnativo, perché abbiamo avuto nel giro di 2 mesi 3 grosse emergenze alluvionali. La zona è sempre stata da Castelfranco, Asolo, Castello di Godego, quindi quella zona lì. Capite bene che è stato impegnativo non solo per noi, ma soprattutto per i cittadini. Ad impegnare i Vigili del Fuoco nel 2024 anche la ricerca delle persone scomparse. Di rilievo i casi di Alex Marangoni e Susanna Recchia. Per quanto riguarda gli incendi, significativo è stato quello divampato a Conegliano nel negozio di articoli cinesi lo scorso agosto. Il negozio della catena Aomai a Conegliano, anche questo molto complesso perché oltre la superficie del negozio, sovrastante al negozio vi era un grosso deposito e poi ci trovavamo in corrispondenza della circonvallazione. Resta il nodo della carenza di personale anche a fronte delle nuove emergenze legate al maltempo. La carenza più significativa ce l'abbiamo sul 23% di qualificati. In termini di numeri ci mancano 12 capi squadra, che come numero non è eccessivo. Noi lavoriamo con le risorse che abbiamo e ci organizziamo in funzione delle risorse che abbiamo. Tra i tanti progetti in campo, la realizzazione del polo didattico a Treviso e il nuovo distaccamento di Oderzo. Oderzo è molto più centrale rispetto a Motta di Livenza. Il sindaco si è preso la nostra ex caserma Zanusso e a noi ci ha dato un'area che è vicino all'ex Parco Stella, che è un'area molto centrale, molto più ben collegata. La speranza è sempre quella dei 3-4 anni per vedere la sede. L'avete visto inquadrato dietro al comandante di Treviso, il presepe quest'anno dedicato alla Terra Santa. La benedizione è stata fatta dal vescovo Tommasi.
con la benedizione del Vescovo Michele Tomasi alla presenza delle alte cariche istituzionali cittadine che è stato inaugurato il presepe dei Vigili del Fuoco di Treviso. Ispirato dai versi della preghiera del Vigile: quando l'incendio irresistibile avampa, la nostra vita è fuoco, la nostra fede è Dio, mettendo in risalto proprio il fuoco posto vicino alla Natività, i pompieri pronti a spegnerlo in segno di origine e fondamento del corpo nazionale. Le offerte raccolte saranno devolute all'oasi di pediatria per mio figlio Onlus dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Quest'anno, oltre al presepe, il comando ha anche realizzato un calendario con foto che vede coinvolti i vigili del comando provinciale, il cui ricavato sarà destinato all'Atvar. E ora le notizie dal Bellunese. Truffe agli anziani in primo piano in provincia di Belluno, un fenomeno sempre più in aumento. Nella sola giornata di ieri notificate ai carabinieri ben 60 tentativi di estorsione. L'ultimo caso non più tardi di ieri. La formula è sempre la stessa. Una telefonata da parte di presunti carabinieri avvisa la vittima dell'avvenuto arresto di un proprio parente e della necessità di pagare un corrispettivo in denaro a titolo cauzionale per la sua scarcerazione. Dopo pochi minuti i malviventi si presentano alla porta ed educatamente sottraggono contanti, ma anche oro e gioielli se le disponibilità non fossero sufficienti, a Lignara, vittima del raggiro. Un bottino di migliaia di euro per l'unica truffa andata a buon fine nella raffica di oltre 60 telefonate perpetrate nel giro di poche ore in provincia. È per prevenire casi come questo che si rinnova l'impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri, questa volta grazie al sostegno dell'ente provinciale che da oggi inizierà a distribuire 10.000 opuscoli contenenti consigli e buone norme da adottare per riconoscere le truffe, poiché la prevenzione parte proprio dalla conoscenza. Con una corretta e costante campagna di informazione riusciamo a prevenire le truffe agli anziani. È importante diffondere un messaggio, diffondere dei consigli che siano efficaci e che arrivino nel più breve tempo possibile a tutta la popolazione che potrebbe essere interessata da questo fenomeno. Mai aprire la porta agli sconosciuti, limitare la confidenza al telefono e su internet, diffidare dalle apparenze e soprattutto, al minimo dubbio, telefonare al 112. Sono alcune delle norme contenute nella brochure per il contrasto di un fenomeno che colpisce trasversalmente tutti i comuni della provincia. È importante fare squadra per cercare di proteggere le persone più deboli, in questo caso gli anziani, che purtroppo sono colpiti da un problema che in questi ultimi tempi sta dilagando, e questo ovviamente ci impone con responsabilità di affrontarlo e cercare di prevenirlo. E la prevenzione funziona, come testimoniano le numerose truffe sventate grazie alle campagne informative delle forze dell'ordine. È vero, quando le persone sanno, chiamano il 112 ed evitano la truffa. È accaduto negli scorsi giorni, quando a fronte di decine di telefonate, di tentativi di truffa, gli anziani hanno chiamato il 112 e sono riusciti ad evitare di essere truffati. I lavoratori degli stabilimenti Edim di Quero e Villa Santa possono affrontare il Natale con maggiore serenità dopo l'incontro tra sindacati e vertici del gruppo Bosch tenutosi questa mattina nella sede feltrina di Confindustria. A seguito dell'annuncio dell'azienda della chiusura degli stabilimenti, le rappresentanze sindacali sono riuscite a scongiurare il rischio di licenziamenti con l'attivazione della cassa integrazione e un piano di uscite incentivate accompagnate da supporto per la riqualificazione e ricollocazione professionale. E rimaniamo in tema di crisi aziendali perché è stato convocato dall'assessore regionale al lavoro Valeria Mantovani il tavolo in merito alla situazione di crisi della ceramica Dolomite. La data è fissata per il 19 dicembre e seguirà i numerosi incontri con l'unità di crisi regionale con le parti sindacali in merito alle strategie di riorganizzazione finalizzate al rilancio dello stabilimento con sede a Tricchiana di Borgo Valbelluna. E si stringono i tempi per il passaggio del lupo da specie altamente protetta a protetta. Lo status di protezione del lupo passerà presto da specie rigorosamente protetta a protetta. È l'esito del voto del Comitato Permanente della Convenzione di Berna, organo decisionale dell'Unione Europea a cui spetta il compito di regolare la tutela di piante e animali selvatici. Questa modifica doterà gli Stati membri di maggior flessibilità nella gestione della presenza e soprattutto degli abbattimenti del grande predatore nei rispettivi territori. Questa decisione di oggi del Comitato Permanente della Convenzione di Berna
è un importantissimo passo nella giusta direzione. Adesso però aspetta a noi qui a livello dell'Unione Europea cambiare anche la nostra regolamentazione, quindi la direttiva Flora Fauna Habitat, per abbassare anche lì il livello di tutela del lupo. E occorrerà attendere 3 mesi, ovvero fino al 7 marzo 2025 per l'entrata in vigore. Solo allora la Commissione Europea sarà in diritto di presentare la modifica dello stato di protezione nella direttiva Habitat dell'Unione, sempre che 1/3 dei membri della Commissione permanente non decida di opporsi. Al lupo sarà ancora garantita la conservazione come animale protetto, ma questo diritto andrà incrociato con le esigenze economiche dei gestori delle malghe e dei pascoli, da anni alle prese con le difficoltà legate alla presenza del canide per gli allevamenti. Si può dunque ipotizzare che agli Stati membri questa maggiore libertà di gestione possa concretizzarsi ad esempio nella rimozione degli esemplari più pericolosi o nel contenimento dei numeri, fermo restando che per tutelare il bestiame resteranno imprescindibili gli investimenti in misure di protezione e di dissuasione. L'Italia può utilizzare questa maggiore flessibilità, però lo deve anche utilizzare. Però io sono fiducioso che nei prossimi mesi raggiungeremo veramente l'obiettivo, e l'obiettivo deve essere quello di sì tutelare il lupo, ma soprattutto anche tutelare gli animali domestici. Tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.